Buonasera e benvenuti al Circolo Sportivo Ciriaci per questa partita tra Cotton Club e NES Calcio 8, valida per la 11ª giornata del campionato di Serie A della Lega Calcio 8. Il Cotton Club cerca conferme qui in casa contro una squadra, il NES, che è sicuramente in forma e cerca la salvezza come principale obiettivo di questo suo primo campionato in Lega Calcio 8. Aspetta e la riceve in questo momento, conclusione di Zanobi, parata del portiere, poi gol sotto porta, vantaggio del NES 1-0 a sorpresa dopo 5 minuti. Riesce invece a girare per vie centrali, verticalizzazione, Forcina deve girarsi, Forcina dalla sul sinistro, cade in aria, vediamo che cosa decide l'arbitro. Dovrebbe esserci addirittura un calcio di rigore per il Cotton Club. Parte invece Nolano, calcio di rigore centrale, il portiere non ci arriva ed è 1 pari col Cotton Club che pareggia grazie alla gol di Nolano sul calcio di rigore. Con la palla ancora per il NES sulla sinistra, possono metterla in mezzo, preferiscono invece agire per via centrale, addirittura arriva un tentativo di colpo di tacco, vediamo l'arbitro fischia, dovrebbe esserci un altro calcio di rigore stavolta per il NES. Parte Marcella. Conclusione, gol, vantaggio del NES che si riporta quindi avanti qui alla Ciriaci grazie a Marcella. Cina di prima per Giordano che prova il tiro, che viene però rimpallato, la palla rimane lì, ancora il tiro e Casimirri fa 2 pari alla 19esimo di questo primo tempo. Verticalizzazione verso gli attaccanti, recuperano Nolano al centrocampo, che la dà a Casimirri, attenzione 1 contro 1 di Casimirri, se la porta sul destro Casimirri, conclusione, parata a terra del portiere che se la porta sul sinistro, poi sul destro se ne va, calcio di punizione e ammonizione per un giocatore del NES. C'è stata un'espulsione per il NES, un'espulsione, la seconda ammonizione della gara per un giocatore della squadra del presidente Benedetti. Parte Giordano col sinistro, conclusione, grande parata del portiere, la palla rimane lì, ancora un tiro rimpallato però. San Marco ancora, autore del primo gol, poi Cosimi, ancora San Marco, tre quarti campo, San Marco prova la conclusione, grande parata del portiere. Calcio 8 con il NES che resiste nonostante sia 9 in meno, attenzione a Giordano che prova a saltare tutti sulla fascia, Giordano la mette in mezzo, si salva il portiere del NES e poi alla fine arriva il gol di Forcina, il gol del 3-2 per il Cotton Club. Preferisce scaricare sulla sinistra verso ancora il terzino, cross sulla destra con Giordano che va alla conclusione, palo incredibile, poi ancora rimane lì la palla. Time out, arbitro. Con le mani i giocatori del NES. Vai Andrea, vai Andrea! Marcella salta un avversario, prova la conclusione, alta sulla traversa. Rocco, pronto uscite! Sul possibile scarico. Arriva, davanti al portiere! Calcio di punizione, tiro respinta da parte del portiere. Devi dare un minuto adesso. Pinazzi verso Nolano, la porta col destro, Nolano, conclusione, palo. Giordano al centrocampo, salta un avversario, colpo di tacco verso Forcina che col pallonetto supera il portiere e poi alla fine arriva il gol di Casimirri. Doppietta personale per lui, grande azione del Cotton Club che chiude la partita qui sul 4-2. Alta sulla traversa, fischia qui l'arbitro, finisce, il Cotton Club batte 4-2 il NES Calcio 8 e sale a 23 punti in classifica, risuperando, in attesa ovviamente degli incontri di CJ, Golbet e Checco dello Scapigollo, proprio queste tre squadre.